ma roba da matti, ma io perché la invito nei giorni importanti? Tra un po' arrivano... Disgraziato, dicetecelo a un cristiano quando ne sapete fare le iniezioni, dicetecelo! Diteglielo. Ditecelo! Sì, vabbè. Disgraziato tu e disgraziato io e disgraziato il signore. Ma che c'entro io che non sono disgraziato affatto? Un'associazione di disgraziati, ma venga qui. Ma insomma... Non lo so. Ma che cosa le è successo? Ma non è Scusate, stata abituata, da chianga, non è stata abituata. ma con chi ce l'ha? Con Ernesto Greco. Ma che c'entra col poveraccio di Ernesto Greco? Mi dici, sa fare iniezioni? Ma dice, da coscia, ma dice. Ma senta, scusi, se lei ha... una nachita. Ma se lei... Sa come finisce la nachita? Lo so. E comincia a coscia. Lo so. Da rinuticatura, ma dice proprio, da piegatura precisa. Ora le voglio dire, se lei ha bisogno di una puntura, se la vada a far fare in ospedale se non ha nessuno a casa. Ma se mi sto aggravando a vista d'occhio, signor Rosa, quando viene Che? Senta, quando si sternutisce, esatto, si mette la mano davanti, ci si gira dall'altro. Ma che fa? Questo è periodo di influenza, lei mi butta i batteri addosso. Ma che non va? Ma che schifo! Oh, se arrivano, scusate, Guido Pistone, se arrivano Verdone, Rubini, Scamarcio e gli altri, non li fate entrare fino a quando c'è questo signore qui, perché facciamo brutta figura. Va bene. Carlo Verdone. Mi lo conosci? Chi lo dà? Sì, Riccardo Scamarcio. Che so che ci piace le femmine? Sì. Del resto come lei è uno che piace alle donne. No, io non ci piace a nudo. Ah no? Le femmine manca. No, senta, scusi. Se lei... Un'altra fazzoletta che ne morbo che se lei sta così male, se ne vada a non casa. la potremmo fare la trasmissione, signor La Rosa. Ma perché? Vediamo che sogna così dalla notte del 31. Quindi lei si è preso l'influenza la notte del 31, avrà dormito scoperto, avrà ci ho fatto dato un carico, mio cugino siccome dovevamo passare tutte la notte insieme, Sì. i bombetti, come c'è l'usando. Sì, se ci pensi tu, se ci penso io, come ci porti a pensare all'ultimo momento preciso, mi scio e tornavo con una bombetta sola, una sola, bella grossa. Bella grossa. Bella grossa, ci ha lavorato uno che dice che io non lo conoscevo, di qualche 6 kg era. Quindi ci ha regalato una di 6 kg che sei, una bomba atomica. A condizione c'è che a spare a mezzanotte davanti al gioielliere che c'è nella piazza del paese. E noi altri tutti parliamo già. Non è possibile. Signor La Rosa. Sì. E intanto con sullo botto ci stai cominciando a sentire ora. E certo, 6 kg di bomba è una bomba bella grossa. La cosa che mi dispiaceva è che lo sfumante l'ho potuto aprire 8 ore dopo la mezzanotte. Certo. Quando i carabinieri ne rilasciarono. E certo, scusi, lei fa esplodere una bomba di 6 kg davanti al gioielliere e ci pensi che potrebbe esserci dietro qualche altra cosa, scusi. No, signor La Rosa, mi sento troppo male. E lo vedo, lo sento, io poi lo sa che le voglio bene, per cui quando lei mi arriva così costipato, se lei è così costipato, io non ci resto male, lei è costipato. Quindi proprio un consumato, preciso, ha ragione, signor La Rosa. Lei è... Poi hai magari lo stomaco perso. C'ho un po' di sono un po' di estetico, Cosa c'ha un poco di... C'ho un po' estetico, Estetico, cosa vuol dire estetico? C'ho un po' di... Quando uno induppa, come si dice? Non lo so come si dice, lo dica lei come si dice. No, un po' estetico, è un poco stitico, vabbè, ma non si dicono queste cose in televisione, quindi lei dica una cosa bella. C'ho anche la febbre, sa? E quindi lei sicuramente, lei lo diciamo tutti, è costipato. Glielo dite per favore insieme a me. Lui che cosa è? Lei è costipato. Siete buoni uomini, siete buoni uomini. Loro stanno benissimo, guarda che sono allegre, soprattutto le ragazzine. Lei conosce la Fede? Sì, la conosco. Mi tocca conoscere. Ce l'hai un po' di freddo? Ma insomma un po' caldo c'è. 38 e mezzo più IVA. Sì. Stamattina quando mi sono... Sì. 38 gradi della scala per Calli e mezzo c'è. Senta, intanto la scala è Mercalli e poi quella è una scala tellurica. Aspetta, sì, che sta facendo? Lo sta chiamando, ce l'ho. Scusa un attimo. Quindi non solo è arrivato qui con la forza dell'acqua calda, con lo scellino sulle spalle. Ma dottore. Il suo dottore. Parli col dottore. Pronto? Pronto. Come dottore, io sono sì. Come? Mi stai guardando la televisione? Oh, meno male, vai. Mi sta vedendo buono? Ci pare migliorato? No, perché mi sta vedendo vicino a Ido, che pare morto, ma io sono malissimo. Ma io non sembro un morto, io sto benissimo, ma scusi, che è? Oh! Come? Sì, prego, faccia quello che vuole, lei è a casa sua.
Ah, grazie, mi vuole visitare. Al telefono in televisione. Grazie, ci faccio vedere la lingua. Ma non è possibile. È Guido che lo inquadra per giunta. Come ce l'hai, oh? Un poco sporca, e si sono un poco estetico di stomaco. Sì. Vuole sentire la tosse? Sì, aspetta un attimo. Senta, dottore, con questa tosse schizzinosa che hai io. Ma che schizzinosa la tosse? Mi può venire la vagina pectore? No! Non le può venire quella, potrebbe venire una donna, ma non c'entra. Angina. Sì, Anginaglia. Senta, dottore, sì, no, volevo dire, non posso andare all'ospedale? Sì, mi faccio un ketchup in generale. Sì, si metta anche un poco di maionese nel frattempo. Sì, un ketchup, no, che sta dicendo? Un ketchup, un cecchino sì, o all'aeroporto lo vado oppure a fare. io mi faccio un ricovero gay hospital, che dice lei? Ecco, quello potrebbe andare bene, guardi, gli faccio l'applauso io. Dottore. Ti faccio un gay hospital, guarda. Una roba da matti, Sì, aspettassi un attimo. Sì, si metta aspettassi un attimo. Che vuoi? Le regole a toccare. Ma che si deve toccare? Qua, dottore. Qua. Lei mi inquadra, qua? Questa è la prima visita per televisione fatta nella storia. Mi fa male, sì, un poco mi fa male. Un po' gli fa male. Sì, un poco. Più dietro, così qua. Sì. Sì, un poco anche qua mi fa male. Ora a centro? A centro, qua. Sì. Mi fa male. Più sotto, sì, qua. Stia attento a quello che fa perché siamo in televisione. Sì, mi fa male. Sì. Più sotto ancora? No! No, più sotto mi faccio toccare da signora. Non ci sono questi pezzi, E un po' non applaudite. Non mi sento di questo. Come? Faccia toccare da sua moglie crocifissa. Dottore, sono preoccupato io. Non credo che mi viene con la Berlusconi che mi devo mettere il playmaker. Sicuro? Va bene, ci vediamo poi a paese. Vedetevi al paese. Ma lei non mi fa scrivere una ricetta, dottore, una ricetta che io mi rigetto qui con qualche medicina. Sì, supposte. Sì. Causit si chiamano. Va bene. A proposito, dottore, mi scusi, io non faccio una italiana, se italiana no, italiana. Faccia quello che vuole, guardi, tanto. Scusi, dottore, a supposta la devo per forza sciogliere lentamente o la posso magari masticare? Ma che dice? Ma che dice? Ma non si mastica, È certo che non si mastica. E che si fa? No. Ah, sì? Ah, no? È nuovo? No, io mi piglio sciroppo, no, piglio sciroppo. Sì. Ma ora stai capendo perché sicura sempre un saluto, senza caiare niente. Certo. Ah, va bene. Io l'ho masticato, amare. Va bene, dottore, poi ne vediamo a paese. Grazie. Dice che mi trova meglio. Sì, senta, però lei non può, lei qui è di casa, il pubblico le vuole bene, ma lei non può fare tutto quello che desidera il suo cuore. Lei arriva qui. C'è manco una sedia, ma non ce ne sono sedie, le metteremo dopo quando arrivano gli attori, poi mi sento buono. Non facciamo queste cose in diretta davanti al pubblico perché poi se lo posso domandare, ci sono persone che si emozionano, certo. Siccome non mi stai sentendo buono, qua la persona che conosco meglio di tutti è lei. Sì, è la persona che io ci voglio più bene, è lei. È ricambiato questo aspetto, lei lo sa. Lei mi ha dire solo una parola, mi ha dire solo sì. Io ci posso lasciare tutti i miei averi a lei. Nella rosa. Ma perché questa cosa mi commuove, perché adesso voi ridete, ma lui sta dicendo una cosa molto bella. Sapete che l'amicizia ormai al giorno d'oggi l'amicizia ormai al giorno d'oggi è una cosa difficile, una cosa rara. Se lei vuole lasciarmi, eventualmente dovesse passare a miglior vita, se lei dovesse perire, che? Stanotte. Che cosa è successo stanotte? Io ho perito forte, sai. Ma che no! Quella è un'altra cosa, quella è l'aerofagia. L'aerofagia. No, dico, se lei dovesse morire, cosa che noi non ci auguriamo, vuole lasciare tutte cose a me. La prego, signora. Che devo fare? Sì. Poi magari... Lei mi ha dire solo sì, ci posso lasciare tutti i miei averi. Sì, guardate, io gli dico di sì, poi i miei averi sono suoi. Li diamo in beneficenza, sì, me li prendo, me li lascio. E allora, per cortesia, tutti quelli che devono avere i soldi di mia, da questo momento si possono rivolgere al signor. Ma come, scusi? Lei l'ha detto davanti a tutti. Ma come io l'avevo presa? Ma io l'avevo presa come... Io l'aveva presa come un atto di gentilezza, di simpatia, di amicizia, di umanità, e lei vuole che io paghi tutti i suoi debiti. Io pensavo che lei mi lasciasse qualcosa, una campagna, qualche terreno. Sa che cosa ho fatto, signor Laurent? No, non lo so, e non lo voglio sapere, anzi. Ma ci sono un sacco di donne. E come ma no? belle donne. Lei se lo è chiesto il perché? Perché c'è Camacho. Chi c'è?
Scasso? No, più scarso. È bello. Scamarcio. Non solo marcio, proprio scartoso. Sì, è un tipo bello. Perché bello, nella vita bisogna essere fortunati, mio caro. Lei è nato così, che deve fare? Senza mettere cenendo addosso, nasce, Beh, bello. E come ho detto, manco grazie a sua mamma e suo papà. Esatto, bello, con gli occhi azzurri, capelli ricci. Siccome ho attraversato un momento senza travaglio. Ecco, però scusami Guido, non so se tu puoi fare una tendina, forse se tu potessi mettere vicini, no? Il signor Scamarcio e il signor Litterio, poi ci racconta cosa le è capitato, se si può fare. Io vorrei fare un confronto, cioè non abbiamo il televoto perché non siamo organizzati, però da casa le donne, le signore potrebbero anche... No, però ecco, sternutisca prima di fare il primo piano. Un buon punino. Ma che schifo! Non ce ne può più. Allora, vi faccio fare il primo piano così vediamo di fare questa tendina. Vedete che questo è un grande confronto. Io credo che da questo momento in poi le donne all'ascolto e quelle presenti entreranno, come dire, in fibrillazione, cioè avranno dei problemi a scegliere. Ci siamo, Guido? Riusciamo a farlo? Perché il signor Scamarcio e il signor Litterio... Ma ufficio primo piano? Lo sta facendo. Ma siamo a piano terra? Sì. Ecco, così. Allora, io... No, però lei non ne approfitti perché lui non può farlo, poi quando viene qui dal vivo glielo facciamo fare. Lei non ne approfitti. Ora io dico una cosa, stia fermo. Lascia questi primi piani, Guido, grazie. Dai, ho visto. Esatto, io non voglio, come dire, pendere da una parte piuttosto che dall'altra, io non voglio, ecco, essere troppo amico, però... È anche intelligente. Cosa gli manca al signor Litterio per essere come Riccardo? Cosa gli manca? Non gli manca nulla. L'occhio celeste. Sì, gli occhi celesti. Diciamo che è solo quello. Ma è anche intelligente questo? Penso di sì, è anche un buon attore, È intelligente come il mio o più scarso? Di più, sicuramente. Di più intelligente. Comunque, quando arriva noi faremo, questo era un confronto virtuale. Quando Scamarcio tra pochi minuti sarà qui, faremo anche un confronto diretto, live. Vuole fare un confronto live? Lo faccio. Live? C'è lei, magari, di lei mi fido, facciamo. Allora, chi è? Beh, anche con Verdone non c'è partita, Verdone ci fa troppo forte. Qua ci levi mano perché insomma non c'è... A figli e Dio. Sì, bellissimo. Non guardi il monitor, guardi che sennò non viene bene. Ecco, perfetto. Vabbè. Avanti. Signor La Rosa, stavo pensando, anzi, visto che stiamo aspettando, non abbiamo niente a che fare. No, non è che stiamo facendo televisione giusta. Se c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa, può fare benissimo. Per favore. Niente, abortivo. A che cosa stava pensando? Ce lo dica con parole sue. Stavo pensando, siccome ho attraversato un momento di crisi di desorde, di crisi economica. Purtroppo questo capita, al giorno d'oggi c'è molta crisi, quindi non è il solo. Stiamo cercando un poco di travaglio, un poco di lavoro, di occupazione. Un poco di occupazione, come dice lei. E allora io, siccome ho qualche pezzettino di terreno, paese, allora ce l'ha. C'è qualche roulotte, ce l'ho. Qualche rullotto di terreno ce l'hai? Qualche rullotto di terreno ce l'hai? Qualche rullotto, che cos'è? La roulotte è quella che con le ruote. Qualche lotto di terreno, Come il numero? Come i numeri, è l'otto però. Cioè come c'è qualche lotto? C'è qualche ettaro. No, i ghette, che è buono. Che cosa deve buttare? Che è tu terreno. Qualche ettaro, è un'unità di misura, di superficie. Un ettaro sono... Quanti metri quadrati? Facciamo un po' di scuola così recuperiamo. Quanti metri quadrati sono un ettaro? 10.000, 3 hanno risposto però, 10.000 metri quadrati, brave. Vanno a scuola. Dovrebbero andarci, ma non ci sono andate oggi. Domani c'è tempo, prego. E allora io ho pensato, siccome ho anche una certa pratica con la matita, di fare qualche cosa di costruzione. Come insegno Capo Cariola, ma non ora, da quando era Nico. Sì, è vero. Ho una grande esperienza di Capo Cariola, dico mi metto a costruire abusivo qualche cosa che poi faccia la sanatoria. Quindi lei voleva costruire prima, intanto dice parto. No, perché prima mi ho comune. Ho comune all'ufficio tecnico, non sanno manco io come sanno a fare. Va bene, il suo comune, il mio paese è tutto abusivo. Magari un municipio è abusivo. Non lo dica però pubblicamente, tutto abusivo. Perciò che come arrivai dice, ma che minchia mi sta contando? Così mi ha detto. Vabbè, ma certo, se lei va a sconcicare il cane che dorme, se è tutto abusivo e lei vuole sanare, diventa... Allora io ho disegnato con la matita un gran amplesso residenziale.
Senta, l'amplesso è un'altra cosa. No, questo è un amplesso grande. Ho detto un con amplesso grandissimo. Un con amplesso grandissimo, con le scale, certo, un tetto motto, sì, poi viene una parata amici, mi sono noi, diciamo a mettere magari un motto un dopo l'astro. No! Ma che cosa dice in televisione? Certo, non si fanno queste cose. Si mette l'acqua intra uno. Vabbè. E allora, a proposito di acqua, c'è trasivo acqua a sua casa? No, a casa sua è entrata pure l'acqua. Che mia è un acquario, fici. Sì? Oh, c'hai angite. C'hai angite, non do corridoio, capace, non do corridoio, non ci posso dire una cosa pazzesca. E allora ho disegnato questo grande amplesso e parlando con lei, ora stiamo cominciando a scavare. Come Arrabedo, c'è Alfio Misodà che sta cominciando a scavare. Che cosa sta scavando? Come Arrabedo. Siccome sono tutte giovani, spieghi cos'è un Arrabedo. Un Arrabedo è quell'attrezzo, sì. a lei ce la sa brucia, sì. È quell'attrezzo che ha il manico lungo così, c'ha un manico lungo così, e poi c'ha una specie di martello, che martello non è, perché da un lato c'avi il pizzo e che dall'altro lato che c'avi la lama, che è lungo tanto, di ferro, al centro c'è un portuso, ma il portuso c'è zicchio manico, e il manico è così, questo è il manico. E questo è un pizzo, e questo è la lama, e questo è tutto io marrabello. Tutto marrabello. E Alfio sta scatenando a sciare i cipi. Ah sì? I due cipi a sciare come marrabello. Perché è bello robusto marrabello. Sì. Scusi. Ecco un'altra telefonata. Sarà un dottore che non mi Ma vede perché lei approfitta della nostra pazienza? Scusate, intanto facete qualche cosa. Ma non devono fare niente, aspettano a lei che finisca. Sì. Sta travagliando. Meno male, Alfio sta lavorando, almeno fa qualcosa di utile. Picca, Alfio, picca. Alfio, cemento picca. Come te lei dire? Cemento picca. Niente, poco. Ciao. Ma come uciavolo? Il cemento ci vuole nelle costruzioni, se no crolla tutto. Ma lei che ne capisce? Fai sapere sto presentatore. Alfio, via, a terra assai, a zona assai. Cemento picca. Tanto sai come si dice. Occhio che non vede, se ne fotte. Non è così esattamente, è cuore che non vuole, è un'altra cosa. Vai avanti. Sì, ora io chiaro con un altro da me. No, non ti asciughi dove va? Padre Aldo. No, ma Padre Aldo sarà sacerdote, ma non è così. Padre Aldo. Vabbè, la Chiesa deve sopportare tutti i nostri mali, Aldo, scusaci. Vabbè. Io volevo dire una cosa, sì, allora, venga qui. Con questo fatto che ho stato male. Sono stato magari male. Lei? No, io sono stato benissimo. Sono stato, non lo faccio vedere, voce del verbo essere, vabbè, avanti. Questo fatto che sono stato male, non mi pulizia è buono perché è una cosa di iter. Ora io dico, quando poi Scamarcio, Verdone, Rubini, Fabio Volo, che è bravissimo, io anzi sono contento di conoscerlo stamattina, rivedranno magari questa puntata sul satellite stasera, quando torneranno a casa, cosa penseranno di noi due? Cioè, di lei e di me, che poi io le do questo spazio, cosa penseranno? Di lei penseranno Nuzzundedo, mi so già a fare la parte da presentatore. Esatto, ecco. E di me penseranno Nuzzundedo malato e tu Nuzzundedo. Io invece volevo dire, signora Rosa, dica. Quello dico, dica. Sì. Che questo fatto che sono stato male, mi ha fatto riflettere sulla bellezza della vita, sull'importanza della salute. Bravo! Ma c'era un signore che mi chiese, aerocamera, non si vede. Che sta mucciando dietro. No, è il cameraman che gli oscura la vista. No, volevo dire, scusi, però questo che lei sta dicendo è molto bello, signori, perché io vi invito anzi a farlo. Ci sono momenti della vita in cui magari si ha una sofferenza, si ha un problema, in cui cominci anche a riflettere. Esatto, a pensare. Non è che di 3.500 euro mese, non è? Sì, poi sono arrivati gli ospiti, se mi porta un altro fazzoletto, adesso io diciamo, mi sta procurando. Quindi lei ha riflettuto sulla caducità della vita, lei ha riflettuto sulla caducità. Io ho riflettuto sull'importanza. La caducità chi è? Sulla caducità. Sulla caducità della vita. E ho fatto una poesia. Su questa vita che passa, su questa vita che poi alla fine, insomma, passa e se ne va. Eccola, la parola giusta è questa, sulla vita che passa e se ne va. E io, se mi permettete, se Lord Signore mi permettono, io ci volessi recitare questa mia poesia, scritta con questa mano, quando era pulita, no? Con questa mano, a letto con due cuscini, la finestra socchiusa, con un raggio di sole che entrava e una goccia di acqua, do da muso perché mi spalle.
Senta, quindi questo, quindi, se lei mi permette, è un momento di lirismo. Lei sta facendo un momento di lirismo. Lirismo. Bravo. Ai ragazzi che sono studenti, se se lo vogliono scrivere, la possono portare all'esame, che poi aggiungono professore. Bravo. Allora, se ci sono ragazze soprattutto, ma anche ragazzi che devono fare gli esami o che vogliono sostenere una bella lezione, una bella interrogazione, scrivetevi questa poesia dedicata a scuola. A me, a lei e a tutti quelli che stanno male come me. Quindi a tutti coloro i quali soffrono e sono ammalati, va bene. Se ti prende l'influenza. Ah, che bello che è. Non ti preoccupare. No. C'è di peggio. Sì. C'è la morte. Ah. Se ti prende un po' di febbre. Febbre. Sì. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. C'è di peggio. Sì. C'è la morte. Anche. Se ti viene la bronchite. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. C'è di peggio. C'è di peggio. C'è la morte. Ai. Se ti prendi il raffreddore. Non ti preoccupare. Perché? C'è di peggio. C'è la morte. C'è la morte. Se muori. Non ti preoccupare. No. Il peggio è passato. Sì. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Dal profondo del cuore. Bravo, ti prenda l'applauso, ti prenda l'applauso. L'applauso a standing ovation. Bravo.